Buongiorno da Rosolina, 29 dicembre 2023, il vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ha celebrato la Santa Messa nella RSA Rosa dei Venti. La celebrazione, che si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, è stata partecipata dai numerosi ospiti della struttura e del personale. L'RSA Rosa dei Venti è una delle strutture più moderne della provincia di Rovigo ed è gestita dall'azienda Ospitalia SRL. Conta attualmente 95 ospiti e il personale è composto da 85 operatori gestiti direttamente dall'azienda gestore del servizio e dalla collaborazione della cooperativa Universis. Il vescovo si è intrattenuto con tutti gli ospiti, in particolar modo con gli anziani allettati, riservando loro parole di conforto e speranza. Al termine della messa il vescovo ha benedetto gli ospiti dell'RSA, complimentandosi con il personale e il direttore Cristiano Castelnovo per l'eccellenza della struttura. Lo stesso direttore Castelnovo ha affermato: «Sono molto grato al vescovo per aver celebrato la messa nell'RSA, è stato un gesto molto significativo che ha dato conforto a tutti noi. La sua omelia ci ha aiutato a riflettere sull'importanza della fede nella vita delle persone anziane». La celebrazione della Santa Messa del 29 dicembre 2023 è stato un momento di grande significato per tutti coloro che hanno partecipato. Sono venuto a farvi gli auguri di buon Natale, a trovarvi, sono stato anche a salutare quelli di voi che sono a letto, ecco, e adesso sono qui con voi per celebrare insieme con Dollino, con Daniele, ecco, che è il nostro seminarista, che fa servizio qui a Rosolina, e anche con tutti, con Giuseppe medico e anche diacono della nostra diocesi. Grazie. E anche con Suor Agostina, ecco, che ci aiuta a cantare. E allora iniziamo con il canto, la messa.